Potete spiegare un po' così era l'avorio? Oh, era pas bello, l'esplotazione familiare dell'epoca. E come faceva d'ettaro? Una dozzina. E di chi gli faceva venire chi di sus? Qui, des blattes, c'était la polyculture, quella di polycultura, di patanus, che pelavano, con la pomma di terra in francese, e mettendo veramente furrazze per nourrir il bestiale. E di chi gli abbiamo come bestiale? Oh, come bestiale, il y a des vacos, che facevano vedere le buzzario, plus, même temps, n'hi ha d'uns che mulgiau, che cada matí vogliavo la zeppa. E un tanava l'ulazzo? A Rodés, a Sant'Anna. Come si sapeva la cooperativa? Sapessi pas? Nosaltres mulgiam pa, facciam pas che lo vedere le buzzario. Il dia de polia fieies aquí a la Barraca Vila, a Casonyo, l'11 de cada mes. E bé, hi havia talament de mercons que hi veniu e anaven a vendre els nostres vedells com un cuo. Agazaven da viure de vedell convenables, bravament da la raza limusino, e ecco fu che il mercante di subito lo reperava un po' di. E lo vendiamo pa lo più strasso della fiera, che chiude i corsi. E un si vendiò los bistrassis? Oh, covoriatlos e pocos. Mia fene venate in de pau de premiers, aveva venduto, aveva sempre ancora pacca de frons, alle poco, ancora padros, aveva sempre frons. Gli ambesisi che sia lo premier che ne vende una mira front lo chilo. Ancora un bottigliere di $100 che veniva lo ricorumpava, su blanco. Ricorumpava sulla fiera. C'est un des premiers. E così andava alla fiera a los vedells? Ah, avevano un transporteur local, així. Oh. Vedete che havia lo camion, io pagavo i permessi. Me me levrava voglia encara facevo medegos all'epoca, e lo salvavano. E mettevo lo vedere qui di sus? E le suse, oui. Oh. L'aveva conosciuto quel tempo? Oh, l'Italia même conosciuta e viscut même. E di cambiare allo stal come per lavorare o per andare, per camminare, per cambiare come vestire? Abbiamo un parello di vacos? Abbiamo due forel de vacos e de duondos. Ah. Di che ne faceva quel parello? Ah, che fanno trovare, lavorare, il n'y a pas de traduire. Il n'y a pas capito qu'uno ici en 1950. In Farval, a Codegueinar. Tutte le altre, tutta quella trazione animale. Ecco fu che in quel momento la coglieva la cazzo per una carre di buesa di la penta di biau, che quella di penta abbandonata, abbiamo queste cazze familiari, come può. Ancora all'epoca che tu non repartiamo su altri memes. E allora, la lingua l'Occitano, il portoghese, Oui. così l'avete appreso? L'apprendere alle scuole. Il portoghese? Oui. A nome parlando francese. Il francese, non so cosa buono, abbiamo, scusami, lo francese, oui, ma il portoghese, quella tradizionale. Vedete? Che fa attenzione al micro. Della lingua, compreso, lo facciamo veramente punire alle scuole all'epoca, perché la maestra non lo diceva e aveva ragione. Più tardi, vous presentez dans un bureau avec votre patois. E magari puniti. Lo che parlava del patois. Facendo 50 e 60 anni, je ne parlavo più patois, madame. Voilà. E abbiamo passato lo stuor. Perché biscavano in comunità e los gran porents. E los porents nos parlaven tutti sul patois. Quella alla scuola che apprendere il francese. E sui palo solo. Monsieur Gerard, qui est là, présent là, enfin qui, et vous le dirò, l'apprendete alle scuole. All'alza di 5 anni, 6 anni, quando cominciavano le scuole, in maternella, qua all'epoca. E io c'è dei mondi
che c'erano dei problemi per passare al francese, che vogliono pas quittare la lingua occitana? Ah, che voleva arrivare a parlare francese. Giustamente, con la nostra lingua nazionale. E sapete che ora si insegna l'occitano, la lingua d'or si insegna alle scuole? Oui. Di che ne pensate da qua? E mi vedevo Rosù, della conservava, lo doni pastore. Lo doni pastore. E lo parlate tutto solo patois all'ostal? Ah, ma io, mon épouse, qui parla un po' patois. Allora, Josefon, Pizzosefon, même l'arrière Pizzosefon, ne parlo pas plus. E pensate che la lingua può morire, può desaparecer? Que je sais pas. E per di che? Je sais pas, se le mondo di metto di buona volontà, Io vedo gli altri che hanno dei dialetti, come lo catalano, lo basco, e tante maites, lo stimiso, e tutto quello. Io vedo anche. Ecco fa che è spanaro che si supprime. E facete una differenza entre lo patois e l'occitano? Ah ben oui, mais les émissions qui del sera sono sempre là a ascoltare, che come interessa mi dice veramente molto che lo comprendiamo pas bien. Pensa che il portuguese si fa di la zona come qua, te prendono solamente sognos, che con le nostre es, serio di con tu. E vedi, il comune di Cosognos, vediamo che parlo come un'altra, e là parlo la cosa, le colo e tutto quello. Cioè, non solamente a businas, qui, e che fa partire dalla comune di Cosognos, e parlo di davanti come devo sempre, come cosa, Iaco, un ciecita, un ausella, come quello. Hi ha qualche molto che vario, con la lingua del terroir. Non potete sbagliare d'esempi dei mots che si parlano meno entre Saint-Joledo e Casagnos? Il y a des mots che different? Ve lo parlano un po' come tutti i cosagnoli, un po' così. Ici in Chaval, come lo pivolo, tanto come qua, parlano, magrin, di voce comune, parlano un po' per le même mots. E quand vous arrivez tout de suite, vous parlez di Lubilazze? Oh, passo bene, perché tutte le sue fanno parlare francese, parlo. Sono rare los che fanno la conversazione in portoghese. Vous vau posar una question. De què és per vos l'Ocegalà? De què és per vos l'Ocegalà? L'Ocegalà, a terra tutta fatta anciana, con defrissato questi anciani, e che era Paolo e produce pasche di sigolco, per l'Ocegala. Ecco fa che piglia preso, come di ferri, la linea ferroviaria, passata, e fa portare di calza, di ingrassi, di tutto questo, e vengono un paese tutto fatto, una regione tutta fatta fertile. L'Ocegalà, oui. Et avez-vous vu des cambiaments in vostro borgo? Monsieur, vous avez la main sur le micro. Oh, non, ici, Vous avez la main sur le micro. Facevo tradizionalmente. Facevo la tradizione, perché ici, per esempio, tutta la plana di Lutenza, era piena di castagnesi. E tutte le traverse erano coltivate. E di lì a quello si incontrari. E cosa si è passato in inondato qua? O se passava, sai che io sei pa, entre le due guerre. Bon. Et vous, il y a quiconque qui voulait dire des particuliers sur Saint-Joledo? Quiconque un événement que vous... O perché voleva qua fare come tutte le villate, se qua fa evaluato. Che dagli altri io, qui di Murat, qua tanti che sì, sai che ho fatto sì che rompere una riserva funzionale, di un conto deve che si vendiò, che mai si vende pizzo, sempre più viabile, come si dice, e automaticamente lui ha fatto dei ritardamenti e così montava même le scuole.
che demorava un giorno barralo, perché si va sull'effettivo all'Accademia. Ecco fu che diventa 56 o 57 elevi. E io ho 3 posti di maestri. Ecco fu che con me mesi in scuola con la vita di un bilazzo. Ecco fu che ho una risurrezione del bilazzo. E fu che mi ha preso e già di pizzotto postal che si sono tornati a Rengà, che era un demolizione e che dovevi trovare qualche giorno per venire corrompato in Monte de Villa o per passare le vacanze, come embriacamo per tutto, di la campagna. E sus immapli o che se corrivo? Sus immapli o che se corrivo? Oui, impeccabile, io pas dire, io pas se forzare, non viene bene, non dentro in relazione, e voilà, io rede meglio. Non posso cercare di complici uno all'altro. E vous voglio domandare, conoscete un proverbio in Occità? Un proverbio? D'un omer crudo, fin omer budo? Non sai pas cosa vuol dire, io sono pas poeta. E avete sentito parlare del drac? Lo drac? Oh, quello dei conti che mi via per la televisione, lo tengo alla vegliata, a cui parla la vegliata, imbriato, per porre, distrarre lo spizzonato, lo sfantuso. E di che si contava l'era? Perché tenia padre, è stato a mal dire. A quello fottio la po', sta mal dire. Quella parla, stimi pas io. E di che si parlava? Lo drac? Lo drac, tanto di cau, las trevos. Di che sono qua le streve? Oh, beh, las trevos, o forse io di los Carrefours, io sapevo che il mondo era un briato di messaggio, curavo una grossa beterrava, una bledo, e facevo due e poi pensavo qua a Carrefour del Ruto, e qua che io avevo una pure via, e qua ne facevano regolare. Avete fatto qua? O hai fatto mai fatto? Ma qua abbiamo disposto tutta la mia generazione. Vuoi parlare della generazione di lavoro? Allora, nous pouvons dire ce qui s'est passé durant la guerre qui? Alla dichiarazione di guerra, voi mi rappelli, aveva 9 anni. E in quel momento tutta la popolazione non ha più che se la faccia quella del 14. Quando tenia che avevo avuto lo père e lo figlio era stato prigioniero in Alemagna a la guerra. Ma appena quando c'era la dichiarazione in 1939, venivo a dire che avevano uomo. E in quel momento aveva la campana suonare lo glass. E in 1945, quando è finito, suonare mi ha tutto volé. La vittoria del 45, voilà. A questo che direi è mettendo le cause di dipende dalla guerra. Le restrizioni è tutto qua. Noi con gli estremati per dire da una molta imbriata di farina per fare così all'upa. E non mondo tornare a lucare il furro, come al tempo del Moyenazzi, per pure mangiare. Ma di la vita era una planta, perché non razionato neppure per mai. Oui. E il y a des massacres qui? Avete conosciuto dei massacri che si fanno di Loredo qui? Nani, c'est-à-dire c'è la battaglia di Bunacumbo che un camarada che vi spiegherò. E voi, l'avete sentito parlare? Aveva in quel momento ancora in 45, aveva 14 anni. E ne potete parlare un po'? Ma il vuol dire meglio, ma infine non erano davanti costati di più. E sa che aveva un po' delle represaglie che le truppe alemane arrivassero e che prendessero tutte. E questo era importante davanti costati, che mio padre mi aveva consigliato. E sa che io lo conosci che il mondo è attenzione. E a quei come quella colonna da volavo sulla rotta di Bunacumbo che veniva da tappare, mi ha potuto dire un camarada qui, che aveva tappato il Mulino dei Clari, la battaglia del Mulino dei Clari, e mi mettendo arrivare a Bunacumbo da volavo là,
E allora in aquel moment hi havia tot un trat de monde aquí que agatzava sul viau, i en puoi prendre de vista aquí. Lo diet, mon père lo diet, reclamavus a vite. Jo l'ho de dire. Bon, vos ho dirai de mo. Passa que si s'havia borracada la mitragliosa, bé, atenció, lo conoscevo, comprenes? Così facevo. Era stablosata la battaglia alla Marna, alla ferma del Versesuro. Alla cinquième attacco je ne sais pas che 36 era scappati. Su una compagnia fatta da 250 uomini al mattino. Ecco che lo conoscevo come si faceva. Era ancora pas arrivata. Ecco che mi ha preso a 7 kg, un camarada che vi racconterò la battaglia a Val de Bonacumbo, e in seguita ero villaggio di Porlon, e vedevo che io potevo prendere le represaglie come un radar sull'ana. Ecco che calpasso che torni a quelle faglie. Già c'era pazzo entre i nautes, entre gli alemanni e i francesi. Et de che si passait parlant? A me vous lo dirò meglio, vous lo explicherò bien. Mais vous, Oui. de che ne savez? Ah, beh, sappiamo che vous lo dirò. Venguero a fare la perquisizione per tutto, di tutti i risultati, per tutto. E mai preso i risultati, ma vous lo dirò meglio che io. Adesso ha fatto un reportaggio su altre persone. Ah, oui, attenzione, dico io, lo villaggio di Porlon, come venivo a dire, potevo tombare come un radar sull'ara, o come un punto di salario. Et il y a 7 des morts de la commune? Ah ben non, ben j'y pas. Et à Bonacumbo, il y a 7 des morts? Ah ben, ah sì, a Bonacumbo il y a 7 morti, il y a un ingegnere che veniva da Valavo, e un nome Reinaldo, in base dal front della prima uomo. A c'era per le popolazioni e lo fuciliero, di civili, come utazzi. Et al punt de salars, de che Al punt de salario, vous lo direi pas bien, che come io lo avevo giù, ma enfin, c'era il ruolo del dottor Amans. Il dottor Amans, che era mero in quel momento, il punt de salario, e aveva detto, mi sacrifici io e tutta la mia famiglia, ma lasciare la popolazione tranquilla. Era l'alemán, l'ufficio alemán, y ya también venga que para 3 couramment le français, ya también, on a eu un agent de notre armée qui a été tué, et alors maintenant on va s'avancer. Et abbiamo imborrato tutta la popolazione di la Camorra sull'ara, di l'Eglesia. Ecco che con me, se autrement, se disais pas los culpables, tornano a revirar a Millau, devo Millau, e mettem Millau a Song e a Fioc. Allora, in quel momento, il dottor Amans, lo diede, mi sacrificio. Lui radul sull'ana, ancora porella, ancora me dice che era faia, ma reso fa. I possè come gli altri. C'è pas una che si è scappata, i suoi passati la radul sull'ana. Même le livre, e saltò per il vitrale della chiesa. Ecco fu che il y a uno che in quel momento gli voglio far passare l'unene che aveva sul braccio. Quei terribile per una madre di famiglia. E in quel momento aveva la demuretta a una balla di la chiesa, fino che si è tardi. Pensava che lo aveva come aveva visto con il 6 in Normandia. E ecco fu che lo villaggio della Radio Suglana, con la serie di Cantù, dell'Alto Viena, e si è massacrato l'Udez. E ecco fu che in quel momento c'erano le faglie che fuori a casa ad una bestia. Trovarono lo volentieri che era in treno, e sul libro. Lo clausura di furo e fiocco. Morì tutti, vai che di lo spuse. Le vigliarsi non ne poteva mai. Gli hanno paura di prendere l'olive, gli hanno paura di Moisera che faceva scuola a Refons. E Sabuno al cimitero a mettere sul Refons al tour. Si è fusigliato a mettere sul Refons. E era rescappata a quella Madame Fusanza. E allora in quel momento, a quella da qui, torni sulla causa. A quel momento,
Havia la vala della chiesa perché che sa che si veía en aquel momento lo medicino aquí. Por donde esconde, espera que se soltara per se evacuare. E se l'ho rescappato da lì. Entonces soltare per evitare la chiesa. Ma nella chiesa avevo serrato il mondo e allora avevo un fiocchi e tutto, la chiesa e tutto. È triste di vedere la Russia. E io vi ho di maquisare ici di Lubilazze, di resistenti? Non il resistente, non ero il maquisar, ero più l'uenza, ero a Durenco, lo macchia di Durenco, per esempio. O sì, ero a Preghi. Ho contato passi la stirata, so quello di essere un maquisar. Sa che via da ricchi per ellos e per la loro famiglia. E passava di Lasborio per compare di cause per Monza? O che si maquisano? Avete visto e passato di Lasborio? Avevo organizzato proprio in tendenza, cioè abbiamo organizzato a cominciare di l'Alta Savoie, là-bas, sul plateau de Glières, e ecco che si organizzarono come quello. E non è che passate di vostro d'altri non era quelli che venivano che si camuflavano, ma ero pas armati. A quello dei refrattari, prima che lo macchise monte, per che io fa partire lo STO, Servizio di Travaglio Obbligatorio in Alemagna, allora in quel momento ganyarono le voci della caverna del Ruot, nato al costato di Viavo, e sapevi che quanto avevano chiuso? Un granpere all'epoca aveva 4 giorni, era ben puttotif, e mi prendeva tutto e per lo vogliare. En aquelles paure de font che suo val come cuo. Oui. E non abbiamo mai di Lubilazze che facevo cotobe? Ah, sicuramente, ma che il mondo si incarica di pagare l'uria. Sa che ignoravano che se di Lubilazze via dei miliziensi, che ne so fare un rapporto alla comandatura.